Io credo che la qualità politica di questa manifestazione abbia evidenziato che in Veneto urge un progetto di lungo raggio. Quella che si è levata anche da Venezia è la richiesta di un cambio di passo deciso e immediato alle politiche sanitarie di questa nazione e di questa regione. Un settore, quello della sanità, troppo a lungo trascurato, sostengono i manifestanti, mentre l'emergenza cresceva fino a portare i problemi e la mancanza di servizi ad un punto di insostenibilità per i cittadini. Purtroppo le cose non vanno bene, anzi assistiamo a continui tagli, a continue difficoltà rispetto al personale che è molto carente, che è messo in difficoltà nei turni, nei carichi di lavoro, nelle pressioni. La Regione sta dimostrando sensibilità su questo tema. No, è questo quello che fa male. C'è un tema, per esempio, la riorganizzazione dei servizi sul territorio tramite gli ambiti territoriali sociali, gli ATS. Abbiamo fatto la legge nel 2024 e ancora bisognerebbe che partissero proprio in questo mese e i sindaci stanno cercando di capire come riorganizzare questi ambiti territoriali. Prima degli interventi di fronte al piazzale della stazione ferroviaria, il corteo, composto da associazioni e comitati di tutto il Veneto, percorre le fondamenta che dividono questo tratto di Canal Grande tra Santa Croce e Cannareggio. Il tradimento di questi anni, sostengono, può essere calcolato valutando quanto sia stato disatteso l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Se noi non abbiamo una salute per tutti non c'è né equità né uguaglianza. Se tu devi fare una risonanza perché hai male a una spalla e devi aspettare mesi, come fai? Io ho prenotato la cataratta nel 2023 e me l'hanno fatta una settimana fa. Sempre più persone devono ricorrere alla sanità privata perché non hanno la possibilità di avere visite ed esami in tempi utili. Poi là appaiono diversi riferimenti a Marco Cavallo, la scultura in legno e cartapesta, divenuta negli anni 70 icona della legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi. La manifestazione è infatti dedicata in particolare alla salute mentale. La Regione sta facendo troppo poco, sta spostando troppo verso il privato e sta facendo aspettare tutte le persone che soffrono di disturbi mentali con liste d'attesa troppo lunghe, con servizi che sono insufficienti, con formazione per il personale che è insufficiente. Siamo tra le ultime regioni per spesa sanitaria sulla salute mentale e questo è il tema. Se noi non mettiamo i fondi è ovvio che i servizi per la salute mentale non sono adeguati al momento storico in cui siamo.